Buonasera a tutti amici di Ferro Team. Abbiamo creato un piccolo salotto qua io e Bea, appropriandoci di una piccola parte dell'area. Il salottino di G di Ferro Team. Il salottino di Bea e Giulia. Olè. Questa sera siamo qua perché c'è la primissima tappa di Miss Città Murata. Vi spoilerò già che Eleonora è riuscita a fare il miracolo. Assolutamente sì. Perché quante ne ha prese? Ne ha prese 30. 30 ragazzi. E attenzione, 30. piccolo spoiler, ce n'erano altre 10 in attesa. Tra l'altro a coda, che lei avrebbe anche voluto farle partecipare, ma gli spazi già eravamo stretti. Altre 10 non so dove sarebbero state messe. Ricordiamo che siamo il 3 febbraio oggi. Esatto, il 3 febbraio, l'unica che riesce a trovare certe cose d'inverno. Assolutamente sì. Perché veramente io ogni volta so che è di sì, 15, 20 li si trova, ma 30 è dura, sì. È lunga e dura, molto molto dura. Ma perché siamo qui? Perché questa sera io e Bea abbiamo un compito, come le Iene facciamo in questo momento. Io e lei abbiamo un compito, un grandissimo compito. Questa sera bisogna prendere Eleonora Sorato e farci dire un po' di spoiler per questo nuovo anno. Perché come sapete noi la studiamo sempre, la prossima tappa è erratica di Treviso. Ma noi abbiamo bisogno di sapere ora le anticipazioni. Non possiamo aspettare decisamente. No, siamo non due fa per noi. Due pettegolone. Assolutamente. Vogliamo capire tutti i segreti. Che lei ogni volta ci sfugge, infatti lei avrebbe già dovuto essere qua con noi, ma è che corre da una parte all'altra. E per ora la giustifichiamo. Ma quando chiuderà il locale, secondo me, non ci sarà scambio. La bracchiamo. La portiamo qua. In un angolo, sì. Assolutamente. Nel salottino di G di Ferro, Giulia e Bea. Adesso noi vi lasciamo, vi facciamo godere il concorso e ci vediamo alla fine. Ciao! What would I do without your smile now? Driving me in, you kick me out. You got my head spinning. No kidding, I can't be. Passate quante settimane, non lo so, rimani in città murata, oh no, mi hai fatto piangere e ballare, oh oh oh, e non c'è male. Red lips and funky beat, you better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Grazie Marina e grazie alle ballerine che ci accompagneranno in tutte le serate. Sapesse, Miss Città Murata è la competizione di bellezza più seguita in tutto il Veneto e penso che ve ne rendiate conto perché anche questa sera all'area tutto esaurito. Promuove il territorio e le sue bellezze storiche ed artistiche. Come funziona la serata? Abbiamo un po' rivisto il format rispetto agli anni precedenti, non ci sarà più la uscita in abito da sera, ma la nostra giuria sta pronta per valutare le miss con l'uscita con la t-shirt buon anno, come vedete qui sono ora. Ci sarà poi l'uscita con il costume e queste saranno le uniche uscite valide del concorso. Successivamente le nostre miss sfileranno con le collezioni Spring Summer di Stonosa, abbigliamento di Castelmino e Milano e con le proposte Scelgo Scegliere, un di abbigliamento sportivo 100% made in Italy. Ringrazio tutti gli altri partner della serata, IMO SPA, Global Solution Security, Fineco Bank, New Island Estetica Solarium, Shine Bijou, Brutal Pine, Sing Lux, PF Ready Porterotto, Sand
mia acconciatura è quella delle ragazze. Paradise Beachwear, scuola di moda da film e vi service. Un applauso ai nostri sponsor. E allora ragazzi, fotografi, spostatevi perché è giunto il momento di andare a conoscere la prima Miss in gara. Eccola qui, giurati pronti per la votazione. Prego in passerella la nostra numero 1, Daria. Corrente numero 2, Sofia. Entra Sofia ma porta il numero 3. Numero 4. Numero 5, Eleonora, eccola voi. Greta! Sette, passerella la nostra Cosima. Valentina che porta il numero 8. Ecco a voi Vittoria. Quella qui è in passerella Karin. Prossima concorrente, la nostra numero 11, Silvia. Ecco a voi Beatrice. La nostra Giorgia. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Passerella Aurora, 14. Get on board. We're smiling on top of the world.
Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Passerella Elisa. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. Noemi, numero 16, eccola in passerella. On top of the world. Flying, get on board. Sena, eccola voi. Get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Ultima messa in gara, Maria Antonietta, numero 18. Keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're smiling. 9. Eccola qui la nostra Lucrezia, in passerella. Get on board. We're smiling on top of the world. Numero 20, Matilde. Aurora in passerella. L'ultima messa in gara si chiama Chiara, porta il numero 22. Numero 23, Camilla. Ecco a voi Flavia, numero 24. Concorrente numero 25, Aurora.
queste sono esperienze, siamo qui per divertirci, per una serata in amicizia e appunto in divertimento. Bene, e allora se le nostre miss sono pronte, io direi che è il momento di richiamarle per la seconda e ultima votazione con il costume ufficiale di Paradise Beachwear. Signore e signori, sigla! e come hobby sfilo. Una mia particolarità è che sono una persona molto solare. Bene, infatti hai un sorriso smagliante, prego! Corrente numero 2, Sofia. No, rimani qui, e così ti vedono tutti i giurati. Buonasera, mi chiamo Sofia, ho 15 anni, frequento la seconda liceo linguistico a Campo San Piero, dove attivo come hobby, pratico il basket al viso e da grande mi piacerebbe diventare avvocato. 15 anni, ma fra poco 16 se non sbaglio, fra pochi giorni. No. A giugno, eccolo, mi ero segnata sbaglio. Prego Sofia! Corrente numero 3, anche lei Sofia. Buonasera a tutti, mi
anni e sono di Castelfranco. Frequento il liceo linguistico al Piedecimo di Treviso. Aspiro a diventare avvocato o magistrato e ho fatto cavallo per 10 anni, dressage, una disciplina di equitazione a livello agonistico. Purtroppo ho dovuto smettere e quindi ho deciso di inseguire un'altra mia passione che ho sempre avuto fin da quando ero piccola, e cioè quella di entrare nel mondo della moda. Bene, dai, allora eccola in passerella, numero 3. She puts her hand in mine. We wanna chase the night. Wanna dance 4, Giorgia. from the sky just Mi chiamo Giorgia, ho 21 anni, vengo da Codoberto, ho fatto la scuola di moda e design e adesso lavoro come aiuto maestra in un asilo di infanzia e la mia passione è la moda, infatti vorrei entrare in questo mondo E noi te l'auguriamo. Prego Giorgia. another morning. As the afternoon, we lay awake in bed. Life's so loud. Continuiamo con la numero 6, Greta. Buonasera a tutti, io sono Greta, ho 20 anni, vivo qui a Castelfranco Veneto. Nella vita sono estetista e amo il mio lavoro perché mi piace sempre ricordare ai miei clienti quanto è importante prendersi cura del proprio corpo e amarsi sempre. Nel tempo libero sono una sportiva e mi piace anche praticare sport outdoor, sci, ciclismo e cammina all'aperto. E allora prego, la passerella è tutta per te. Cosima. Buonasera a tutti, sono Cosima, ho 17 anni e vengo da Mestre. Nella vita studio ad un liceo linguistico, le lingue sono una delle mie passioni insieme alla moda. Gioco a tennis a livello agonistico e il mio sogno più grande è quello di diventare una modella ad alti livelli. E naturalmente noi te lo auguriamo. Prego. Just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shot through time, we're gonna be two hearts running wild. We're gonna. Valentina, prego. Buonasera a tutti, sono Morgana Valentina e vengo da Valdagno, provincia di Vicenza. Studio presso un istituto tecnico, settore tessile e moda. Nel tempo libero amo fare sport, mi piace sciare, mi piace andare in palestra, uscire con le amiche e la mia più grande passione è la moda. Come particolarità disegno figurini, infatti mi piacerebbe tanto diventare una stilista o una modellista. Magari creerai gli abiti per visita murata. Prego. It's young and it's just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Wanna dance to the light. Pull the stars from the Numero 9, Vittoria. Buonasera a tutti, sono Vittoria e faccio danza classica e contemporanea nei miei pomeriggi e frequento il liceo scientifico sportivo a Bassano proprio perché sono una ragazza molto attiva e mi piace provare un sacco di sport nuovi e in un futuro spero di riuscire ad aprire la mia scuola di danza. E noi naturalmente te l'auguriamo. Eccola in passerella nel frattempo. As the afternoon, we lay awake in bed. Life's so loud as the hours pass. We're gonna do. Numero 10, Kari. Sei nata a Tokyo, ho visto. Raccontaci un po'. Allora, mia mamma è giapponese, infatti sono italo giapponese, mi chiamo Karin, ho 17 anni e nel mio tempo libero mi piace aiutare mia mamma come consulente di immagine e proprio per questo ho anche la passione di fare concorsi. E in un futuro spero anche di intraprendere la carriera come agente immobiliare, che mi piace tanto.
lavorare per il nostro main sponsor, buon anno, dopo invii il curriculum. Prego, intanto passerella! Silvia! Buonasera a tutti, mi chiamo Silvia, ho 16 anni, sono studentessa, studio amministrazione, finanza, marketing, sono appassionata del mondo della moda e spero di intraprendere il mio percorso con la modello. E allora passerella, Silvia numero 11. La nostra Beatrice. Buonasera a tutti, mi chiamo Beatrice, ho 2 anni e vivo a Castellattevole. Sono studentessa di criminologia del primo anno e sto facendo la tesi. Nel tempo libero mi piace fare la modella. Sto facendo un tirocinio presso un studio legale e nel frattempo lavoro come cameriera per l'amministrazione. Bene, allora passerella anche per la nostra Beatrice. Giorgia. Buonasera, sono Giorgia, pratico equitazione, sono studente di accoglienza turistica, ho 18 anni, vivo a Milano e mi piace molto il mondo della moda. Eccola qui in passerella nel frattempo. Ora numero 14. Buonasera a tutti, buonasera Giulia, sono Aurora, ho 17 anni e vivo a Villa del Conte. La mia più grande passione è la danza classica che pratico fin da quando avevo 3 anni. Sono una ragazza testarda, solare e intraprendente, infatti nel tempo libero mi piace sempre tenermi attiva, vado in palestra, adoro viaggiare e amo imparare 1000 lingue. Frequento il liceo delle scienze umane qui a Castelfranco, il Nightingale, infatti da grande mi piacerebbe diventare un'insegnante dato che adoro i bambini, ma come piano B mi piacerebbe ugualmente continuare nel mondo della moda dato che mi ha permesso di fare moltissime conoscenze e splendide esperienze. Bene, noi ce la auguriamo, grazie. Numero 15, Elisa. Ciao a tutti, sono Elisa, ho 15 anni, sto studiando per diventare parrucchiera a Vicenza e come hobby mi piace sfilare e il mio sogno nel cassetto è fare la modella a Milano, nella città della moda. Bene, allora ecco, prima passerella per te la nostra Elisa. Giulia Noemi. Buonasera a tutti, mi chiamo Noemi, ho 20 anni e vivo a Fratte in provincia di Padova. La mia passione più grande è il mondo del beauty, infatti aspiro a diventare una make-up artist di successo. Stasera mi trovo qui per mettermi in gioco e passare una bella serata con tutti voi. Brava, è proprio lo spirito giusto, eccola in passerella. Numero 17. Buonasera a tutti, io sono Lorena, ho 21 anni e vengo da Limana in provincia di Belluno. Sono una ragazza solare ed espressiva, ma sono anche testarda. Nella vita lavoro in fabbrica e pratico ginnastica artistica a livello agonistico da 15 anni, però a causa una frattura alle costole ho lasciato quest'anno.
Io il mio sogno è nella moda, voglio diventare modella professionista e spiccare il volo nel settore della moda, infatti partecipo a questo concorso per questo, spero che veramente mi dia il mondo della moda. Grazie mille. Bene, un grande in bocca al lupo. Lorena Maria Antonietta, numero 18. Buonasera a tutti, sono Marina Maria Antonietta, ho 20 anni, arrivo da un paesino della provincia di Rovigo. Nella vita sono una studentessa di medicina veterinaria e sono anche volontaria presso un canile nella mia provincia. Partecipo ai concorsi di bellezza da ormai un annetto e mezzo. Ho iniziato un po' per gioco, un po' per vincere una mia paura, ossia quella del mio corpo, poiché pesavo 90 kg. Ad oggi, dopo un anno, mi ritengo fiera del mio percorso, non sono ancora arrivata al mio obiettivo e quindi anche oggi è una sfida e sono qui per voi e stranamente in questo della Valle. Brava, complimenti, brava. Continuiamo con la concorrente numero 19, Lucrezia. Buonasera a tutti, mi chiamo Lucrezia, ho 16 anni e vengo da Treviso. Nella vita sono una studentessa, infatti frequento il terzo anno di liceo linguistico e sono una ragazza molto ambiziosa e determinata, infatti in futuro vorrei lavorare come magistrato. Io ero talmente concentrata che non avevo neanche visto. E allora è giunto il momento di conoscerla, l'emozione, ma no, ma ne hai fatte un sacco di sfilate con noi Eleonora, dai, questa sarà la 100esima. E allora, conosciamola, Eleonora Perusin, vai. Buonasera a tutti, ho 20 anni, vengo da Loreggia e nella vita faccio la modella e la fotomodella. E senza voce anche, va bene, dai. Facciamo una passerella, vai Eleonora! Continuiamo con parente numero 20, la nostra Matilde. Buonasera, sono Matilde, ho 18 anni, vengo da Estani in provincia di Treviso e frequento il quinto anno di istituto alberghiero. Non studio solo ma lavoro, faccio la cameriera e anche l'insegnante di ginnastica artistica. Ho fatto io stessa ginnastica artistica per 14 anni e voglio riuscire a trasmettere alle bimbe che alleno le mie capacità. E niente, buonasera. Un sacco di cose la nostra Matilde, complimenti, brava. Ora, numero 21. Buonasera, sono Aurora, ho 19 anni, frequento la quinta superiore a Relazioni Internazionali e Marketing. Nella vita aspiro a lavorare nel mondo dell'economia e della finanza. Ho giocato per molti anni a tennis, però questo mondo della moda comunque mi affascina perché mi trovo ad andare a Milano circa due volte al mese e quindi ecco molto esatto. Buonasera a tutti. Bene, passerella! Numero 22, Chiara! Ho 17 anni, vivo a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, faccio classico e nel lavoro in faccio la cameriera. Ma non ci hai detto nulla sulle tue origini? Però Sri Lanka. Ma sei nata lì? No.
Bene, passerella, eccola qui la nostra Chiara. Camilla. Buonasera a tutti, io sono Camilla Manuale, di 15 e mezza, sono estetista e nel tempo libero comunque mi piace il make-up, shopping, uscire da ricche e questa esperienza vorrei che mi toccasse a casa un po' una vincita per quanto riguarda la mia bellezza e un'altra cosa molto importante che poco tempo fa è mancata una persona molto importante per me che voleva che io diventassi una modella e niente, questo mi ha spinto un po' anche a credere in me stessa e a provarci un po' in questo modo. E allora guarda, facciamo un grande in bocca al lupo e passerella anche per te. 24, Flavia. Buonasera a tutti, sono Flavia, ho 19 anni e vengo da Loreggio in provincia di Padova. Studio moda nella scuola di San Piero e il mio hobby è fare la modella e vorrei nel futuro diventare modella proprio per i grandi famosi. Sono una ragazza timida, determinata e un po' sensibile. Passerella, vai Flavia. 25, Aurora. Ciao a tutti, sono Aurora, ho 16 anni, vengo da Terzo Cruz in Treviso e sono qui per provare a entrare in questo mondo delle star e della moda. E noi te l'auguriamo, prego, passerella, tante previsioni. Virginia, numero 26. Buonasera a tutti, sono Virginia, ho 18 anni, vengo da San Giorgio in Bosco in provincia di Padova. Nella vita faccio l'estetista e aspiro a diventare un'editrice con la loro rete di cosmetici. E noi te l'auguriamo, passerella. Numero 27, Jennifer. Buonasera a tutti, mi chiamo Jennifer, ho 16 anni e vengo da Doventa Vicentina in provincia di Vicenza. Pratico pallavolo e sono una studentessa del liceo linguistico. Mi piace molto sfilare e ultimamente faccio anche shooting fotografici pubblicitari e mi piacerebbe da grande quindi diventare una fotomodella. Noi te l'auguriamo, passerella. Gioia. Ciao a tutti, mi chiamo Gioia, ho 14 anni, vengo da Mestre, in provincia di Venezia e nella vita sono una studentessa e come hobby ho del palestra assolutamente. Sì, assolutamente. Eri tu, prego, passerella. Elisabetta, 29. Buonasera a tutti, sono Elisabetta, ho 16 anni e frequento una scuola superiore di amministrazione e finanza marketing. Sono un'appassionata di make-up e estetica, amo molto viaggiare e spero di continuare questo percorso della mia vita. Passerella per la nostra Elisabetta, numero 29. Chiudiamo con Gaia. Buonasera a tutti, sono Gaia, ho 14 anni, vengo
da Villa Franca Padovana, provincia di Padova, e studio al primo anno di scuola superiore, nello specifico al liceo Carlo Sociale. Passerella per la nostra numero 30. Come dico io, i giochi sono fatti. Prego lo staff per raccogliere le cartelline. Ma nel frattempo vado a ringraziare il nostro sponsor, ovvero Elmo SpA Global Security Solution, una famiglia con oltre 45 anni di esperienza nel settore della sicurezza attiva. Dal 1975 la Elmo lavora con passione alla progettazione, produzione e fornitura di sistemi antifurto, antincendio, di videosorveglianza, controllo degli accessi e domotica. È giunto il momento di conoscere le fasciate di questa sera. Signore e signori, sigla! Iniziamo con la prima fascia, facciamo premiare da Beatrice, Miss BF Re di Bortolotto e la numero 4, Giorgia! Finiamo con Miss Brutal Painting, premia Lorenzo Moron e il premio New Island, la concorrente numero 27, Jennifer! Ultima fascia, premia Luca Simioni, Miss Simb Lux. Miss Simb Lux, buonasera Luca, è la concorrente numero 22, Chiara! Andiamo avanti con Miss Violetto Communication, premio Enrico Violetto, fascia e premio per la New Island, ecco qui. E allora Miss Violetto Communication è la concorrente numero 15, Elisa! Santa Parrucchieri è la concorrente numero 21, Aurora! Federica Agnese Carraro. Allora, Miss Nord-Est è la concorrente
Chateau. E allora, Miss Chateau de Chèvre vince l'omaggio Stonehouse del Chateau de Chèvre, che poi facciamo quello New Island, e sarà protagonista di un fantastico shooting presso concorrente numero 6, Greta Marisa, eccola qua. Quarta classificata, premia Deborah Marcon. E allora andiamo a conoscere la prima che andrà di diritto alla finale del concorso, vince l'omaggio New Island e appunto l'accesso alla finale, la concorrente numero 7, Cosima. La terza classificata, premia Fulvio Fuschi per Elmo. Terza classificata è la concorrente che vincerà la fascia Miss Elmo, numero 10, Karin, e arriva anche lei alla finale. Di Miss Bonanno, premia la Miss Bonanno in carica, Beatrice. Miss Bonanno è la concorrente numero 14, Aurora. Ad avvicinarsi il vice sindaco Marica Galante, che metterà la Deborah Storgato, che cederà la corona. Non so se abbiamo Christian dell'Arias per le foto poi diritto. È giunto il momento di conoscere la vincitrice, se vuoi cedere la fascia, ecco, perché la premierà lei. Se vuoi anche tu avvicinarti, Christian. Miss Arias 2024 è la concorrente numero 13, Giorgia! Insieme ci sarò anch'io e il pubblico ti conoscerà in diretta radio. Bene, non mi resta altro che ringraziare Cristia e l'Arias. Facciamo una foto, poi continuo con i ringraziamenti. Ringrazio l'Arias per averci ospitato, ringrazio i partner della serata, Bonanno Immobili, Elmo SPA, Stonehouse, Chateau de Chèvre, Fineco Bank, New Island, Estetica, Solarium, Sham Bijou, Brutal Paint, Singlux, VF di Bortolotto, Self Parrucchieri che ha curato le acconciature della serata, Paradise Beachwear, Scuola di portamento, Top Team e V-Service. Ringrazio anche Radio Stereo Città, Radio Popita, Radio Caffè, Televisione Città e Storia, People Magazine, Dioretto Communication e Nord-Est, media partner dell'evento. Tutti i giurati, grazie, è stato un compito difficile ma ce l'avete fatta. La cantante Marina Pietrobon, le ballerine Francesca Zanone, Sara Zene, naturalmente Jackie Mark, vi aspettiamo ancora. Ringrazio il mio staff, volevo presentarvi ma non ci siamo con gli orari e quindi ringrazio Elena Sorato, Giovanna Ceccone, Elena Pavarotto, Francesco Osto, Nicola Franco dello staff Elegance Eventi. Un applauso ai ragazzi che sono dietro le quinte ma ci permettono di realizzare quello che, lasciatemelo dire, è il concorso più bello del Veneto. E naturalmente
Grazie, buona continuazione sempre solo con Miss Città Murata. Grazie. Amici di Ferro Team, la serata qui all'Aria si è ufficialmente conclusa la prima tappa di Miss Città Murata. Direi che l'abbiamo benissimo. Record assoluto, 30 ragazzi nella prima tappa. Penso che in pochi possono mandarsi Ne avevamo averle. altri 10 come minimo che volevano venire a questa serata, però mi sembrava che 30. No, anzi, forse era meglio considerando anche meno. gli spazi, sì, è stato più adeguato, anche perché come sappiamo la location è bellissima, però giustamente essendo una discoteca ci tenevo a partire col botto, però ecco. Beh, sei partita col super botto, perché penso che 30 siano numeri molto difficili da raggiungere, soprattutto una prima tappa, tra l'altro tappa invernale, perché ricordiamo che Miss Città Murata inizia d'inverno, quindi è ancora più difficile trovare ragazze, perché è più facile che loro partecipano in estate. Però tu, Eleonora, come sempre il miracolo, non si sa come lo fai. Però io non sono qui solo per farti i complimenti, io sono qua perché adesso hai iniziato e io voglio sapere, voglio tirarti fuori tutto, voglio le novità, voglio gli spoiler. Esatto, qualche novità, beh, l'avete vista, abbiamo eliminato l'abito da sera, Abbiamo non c'è visto. più l'abito lungo. E questa cosa è stata una cosa che a me e anche alla Bea ha colpito tanto. Perché l'abito è sempre stato comunque la cosa che le ragazze un po' maggiormente andavano a preferire. Esatto. Però levando questa cosa le ho viste tutte molto più sciolte, secondo me. A parte più sciolte, che ognuna era uguale all'altra, che così c'era più possibilità per chiunque. Esatto, c'era, diciamo, se la giocavano tutte la stessa. Secondo me è stata un'ottima scelta, perché così fai veramente l'arma para. Diciamo che abbiamo un po' copiato, anche se non ci piace copiare, ma noi appunto siamo affiliati a The Look of the Year, e quindi anche loro fanno la prima uscita con appunto la maglietta dello sponsor e la gonna, e quindi noi abbiamo preso ispirazione. Nessuno copia, vi siete ispirati fondamentalmente, perché nessuno copia nessuno, si può prendere ispirazione, quello sì. Esatto, abbiamo deciso di rendere il concorso un po' più moderno, un po' più al passo con i tempi, quindi per questa edizione non ci saranno gli abiti da sera, li abbiamo tolti anche in questa serata, visto che eravamo in discoteca, anche alle miss ospiti che c'erano questa sera, appunto alle ragazze che sono venute a cedere, anche Deborah che è venuta a cedere il titolo. Altra novità che le facciamo parlare tutte, quindi e questa le ragazze, devo dire, Ele è stato un po' un bagno di sangue per le mie orecchie sotto certi versi, perché te lo dico. Alcune, allora, si sa, non tutte si fanno dizione, non tutte fanno una scuola, e questo lo si tiene sempre in conto. Però io lo dico sempre, ogni tanto parlate anche ai peluche in camera che vi allenate, che così quando arrivate dalla Ele magari la Giulia non fa gli infarti, soprattutto più che altro per le pause e alcuni tipi di terminologie. Penso che comunque sia uscito tanto di alcune ragazze, sia uscito tanto, e quindi assolutamente il fatto che tu le fai parlare fa uscire ancora di più il loro essere. Esatto, quello è questo che mi faceva piacere fare emergere queste sicuramente alle varie sono state ragazze. ragazze che hanno avuto anche la possibilità, parlando loro stessi, di raccontare un piccolo pezzo della Esatto, storia. esatto, e era questo questo è che molto ci bello. tenevo. Però se possiamo dare un consiglio, se io che lei magari a casa, quando sapete che dovete fare un concorso, due righe semplici, così diremo di prepararsi. esatto, così almeno avete già la cosa preimpostata, perché alcune, ovviamente non tutte, per la poca poverina esperienza, molte erano anche al primo concorso. Esatto, soprattutto hanno tantissime di nuove, perché su 30, 10 avevano già partecipato nelle passate edizioni. Io ho visto tutte le altre erano nuove. Quando sono passate ho detto, oltre al fatto quante sono, dove le hai trovate? Dove hai trovato quelle Tramite nuove? il nostro sito. Perché io sai che li giro tutti, e la difficoltà maggiore che io vedo è riuscire a trovare la novità. Invece ne avevamo 20 di nuove su non si sa come. La Ele 20 così. Ragazzi, faccio il concorso, 29. Ele, solo tu. Dai, diciamo che siamo soddisfatti, perché appunto avere anche un ricambio, non avere sempre le stesse facce è fondamentale. Beh, ecco. quello sì, fondamentalmente. Naturalmente, io lo dico sempre, le ragazze in ogni serata cambiano, qualcuna decide anche di ripartecipare. Da noi c'è la regola che si possono partecipare a 2 serate attaccate e poi fare una pausa per dare possibilità a qualcun'altra di
di partecipare. Prossima serata sarà il 16 marzo, saremo a Treviso, sempre in terra trevigiana, per eleggere Miss Radica. Quindi Eccolo qua. vi aspetto A Radica nuovamente. io me lo ricordo perché io a Radica ho fatto un sacco di tappe tue ancora ecco, all'epoca, vedi. me le ricordo tutte e mi ricordo che l'ultima volta che io ho fatto il tuo concorso hai appena partorito il tuo primo figlio. Ecco, vedi. Me lo ricordo sì. ancora che è arrivata lei, aveva partorito da 2-3 mesi, ve lo giuro, è arrivata, ragazzi, longilinea, figa Più o sotto- meno. Ho fatto una scusa. Più o meno, ma tu non avevi il non pancione. devi, non, sì, e senti da che pulpito arriva la predica, perché tu sei uguale. Quindi, Sì, ma per ma carità, quanto sì. ha la tua? La mia la ha tua. la stessa del tuo Ah. secondo, un anno e mezzo. Ecco. Noi gli abbiamo fatti cico-cico. È vero, un anno e Abbiamo mezzo. fatti cico-cico perché tu ti eri fermata, io uguale perché eravamo tutti e due incinta. Esatto. Abbiamo fatto apposta perché sapevamo che volevamo esserci Bene. l'una per l'altra. Parleremo di corso premamam, preparto assolutamente, ma io- prossimamente. Anche se bisogna dire che tu con questo lato del fatto che sei mamma, una cosa che io ricordo e che vedo tantissimo sulle tue miss è il fatto che loro si sentono molto coccolate a Esatto, casa, sì. proprio perché vedo che tu le tratti veramente come tue figlie e questa è Sì, una cosa devo davvero ringraziare meravigliosa. anche per questo il mio staff, lo staff di Elegance Eventi, tutti i ragazzi e le ragazze che ci seguono e che appunto permettono di realizzare queste bellissime serate. Io adesso vi lascio la vincitrice della Assolutamente. serata. Io non so, ma ultimamente sembra che gli uomini preferiscano le bionde, perché abbiamo incoronato a settembre la bionda Sofia, che ha vinto facendo questo discorso È mega vero. galattico sulla Barbie che era il suo anno. Fatalità, prima selezione vince un'altra bionda. Cosa succede? Ma probabilmente Ultimamente spopolano le bionde. Ma sai cosa dicono sempre? Che la bionda colpisce, la mora rapisce. Secondo me si sta invertendo. Si sta inventendo. Secondo me si sta invertendo la cosa. Staremo a vedere alla prossima selezione. Faremo un piccolo sondaggio anche noi sul canale. Io vi saluto, grazie e vi aspetto alla prossima selezione, sempre con Miss Città Murata e G di Ferro Team. Alla Grazie. prossima. Ebbene amici di G di Ferro Team, adesso siamo qui con la prima classificata di questa sera all'Arias. Come ti chiami tesoro? Buonasera a tutti, sono Giorgia Marcato, ho 18 anni, vengo da Milano, Venezia e nella vita studio accoglienza turistica, alberghiero e pratico equitazione e oggi sono qua e sono molto felice di essere stata incronata reginetta e niente, non me lo aspettavo, sono molto felice. Ha detto tutto lei ragazzi, cioè io ho detto come ti chiami, di solito bisogna tirare fuori le parole da queste ragazze e lei è partita come un treno, perfetto. Non so che altro chiederti, idee per il futuro, cosa vuoi fare da grande, cosa vuoi fare dopo Miss Città Vorrei Murata, provare- vuoi vincere Miss Città Murata? Mi piacerebbe molto e vorrei provare anche a entrare ovviamente nell'università di psicologia oppure di lingue e dedico questa vittoria alla mia famiglia e ai miei amici che sono sempre stati con me. Grazie mille. Bene ragazzi, direi che l'abbiamo sentita, vi auguro una buona serata e ci troviamo la prossima volta. Ciao!